Che cos'è questa manifestazione? Allora, questa manifestazione dal titolo Superando Barriere c'è stata proposta già lo scorso anno dall'associazione AIFO, Associazione Italiana Amici Rolfollerò, che fa parte della nostra consulta del volontariato anche, e si tratta di uno scambio tra giovani volontari di AIFO provenienti da Spagna, abbiamo un ragazzo non vedente dall'Irlanda, Francia, Belgio, che proprio lancia questo studio e questa iniziativa a favore dell'inclusione sociale sia di persone con disabilità che persone portatrici di fragilità in genere. Volentieri abbiamo aderito garantendo tutto il supporto organizzativo che riuscivamo a dare. I ragazzi sono ospitati qui nell'Ostello Colombo e le attività sono cominciate il 29 settembre e si concluderanno il 5 ottobre nella sala del Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure. Ecco, un'inclusione internazionale. Esatto. C'è questo messaggio appunto che si rivolge all'Europa e al mondo sul superamento delle barriere di qualsiasi tipo, fisiche e mentali. È un gruppo di giovani che accompagna sia i disabili che sono all'interno del gruppo stesso, e quindi questi temi vengono sviluppati oggi in maniera giocosa, con dei momenti più formali che seguiranno, e noi presentiamo il lavoro che si esprime sul territorio, che è un territorio prezioso, perché abbiamo tanti segni. Questo ostello è un ostello organizzato in maniera inclusiva, la spiaggia per disabili, ma abbiamo una sede di Sprarsi, Proimi, SAI, continua a cambiare nome. Però ecco, la nostra consulta del volontariato è una rete forte, forte ma elastica. Tanti dei volontari, io stessa sono un volontario AIFO tra le altre cose, i volontari si occupano di molte cose. Grazie. Vi abbiamo visto tutti quanti coinvolti nei giochi. Certo, perché il discorso è proprio anche un po' mettersi nei panni, non solo fare parole ma fare ascolto. A questo proposito, ecco, noi stiamo anche questo libro che raccoglie riflessioni dei ragazzi di Villa Gemelli, la nostra sede ANFAS, ecco, è un ascolto di persone che abbiamo realizzato, e ne abbiamo un altro, La ragna e la farfalla, con questa storia inventata insieme agli ospiti di Villa Gemelli, che è diventato un libro molto prezioso che viene inviato ai primi nati del comune. Ecco, quindi intrecciare le risorse, suscitare le energie più profonde che riusciamo ad esprimere anche con un pizzico di divertimento e di gioia. Che cos'è l'AIFO? L'AIFO è l'Associazione Italiana Amici della Rolfollerò, è un'organizzazione sociosanitaria che lavora nella cooperazione internazionale, è partner ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci occupiamo di salute, ovviamente, e con la salute ci occupiamo, come dire, della lotta alle discriminazioni, del reinserimento sociale di persone che per la malattia o per delle fragilità, come possono essere la disabilità, devono essere reinserite nelle società che a volte per questa discriminazione le allontanano. Nasciamo 60 anni fa dalla lebbra. Raoul Follerò come dire, ha dedicato la vita alla lotta alla lebbra non come malattia ma proprio come dimostrazione di come una malattia può togliere ogni dignità e ogni come dire, forza a una persona, al punto da segregarla o da escludere, come succedeva negli anni in cui Follerò andava in giro per il mondo. Ecco, noi sulla scorta di questa idea, di questo pensiero,
siamo partiti dalla lebbra, oggi ci occupiamo di malattie tropicali dimenticate, ci occupiamo di disabilità, abbiamo una cinquantina di progetti in 12 paesi del mondo. E dunque è una manifestazione, un ritrovarci qua in questi giorni a Santa, credo che sia una bella cosa per questa inclusione tra anche paesi, persone che vengono da più parti del mondo. Sì, questo progetto è un progetto molto interessante, è un progetto di scambio tra persone, alcune con disabilità, alcune no, che vengono da Spagna, Francia e Belgio, oltre che dall'Italia. È un'occasione di incontro tra giovani che ovviamente si scambiano le loro esperienze nell'ambito di un progetto che è finanziato dall'Erasmus Plus europeo, ed è un progetto molto interessante perché porta questa esperienza in alcune realtà, a Santa Margherita, Imperi, a Sanremo, incontrando anche le associazioni locali di AIFO, ma anche altre associazioni del territorio. Ed è una manifestazione molto importante, chiaramente rivolta alla sensibilizzazione verso l'accoglienza e l'inclusione. Ecco, tra l'altro appunto ricordiamo che c'è una presenza vostra anche qua a Santa Margherita Ligure. Certo, c'è una presenza molto importante nostra qui a Santa Margherita, che quest'anno celebra il 30° anniversario della fondazione della sua presenza. Ed è un grande piacere anche avere l'occasione di essere qui per poter, come dire, ringraziare e salutare Carmen e tutte le socie che hanno collaborato con lei in una organizzazione che è molto attiva, molto vivace. Una storia di AIFO a Santa Margherita che parte da distante. Da lontano, sì. Da quando io ho conosciuto l'AIFO per mezzo della signora che aveva il negozio della Casa del Bianco, era venuta a fare delle proiezioni sui malati di lebbra, e poi quando lei si è trasferita in Toscana mi ha chiesto di continuare e io ho continuato. Con soddisfazione? Eh sì, bisogna sentirlo qua. Follerò bisogna sentirlo nel cuore. Ecco, come sono stati questi anni, questo impegno per lei anche? Sono stati dei bellissimi anni, perché ho le mie compagne, le mie amiche mi hanno collaborato e abbiamo fatto tante belle cose. Ecco, c'è qualcosa di significativo che ricorda con piacere? Sì, ne abbiamo fatti diversi di significativi. Abbiamo fatto una mostra sugli Yanomami a Villa San Giacomo. Poi abbiamo messo la guerra nel 2010, l'abbiamo messa qui davanti alla chiesa, è stata una cosa veramente bella. Tutta la notte c'è stato il nostro referente regionale che ha dormito lì dentro, abbiamo avuto tanti visitatori perché poi l'abbiamo anche arredata, prima è stata una faticaccia per sistemarla ed è stata una vera soddisfazione. Ecco, oggi seguite delle persone qua su Santa Margherita Ligure? Sì, oggi sì. Sì, siamo stati fermi questi 2 anni purtroppo e l'ultimo cosa che abbiamo fatto è stato il concerto degli Alpini nella chiesa di Santa Margherita, no, nella chiesa di San Siro, adesso mi sbagliavo. Bene, allora signora, faccia così, 30 più 30. Eh sì, magari, grazie. Cosa state facendo qua in questa sala? Qual è questo gioco? Allora, qui stiamo facendo questo gioco che consiste nel disegnare con la bocca, quindi senza utilizzare le mani.
si disegna, poi c'è un po' anche di competizione, nel senso che si pesca un bigliettino e da questo bigliettino una persona della squadra, ci sono più o meno 2 o 3 squadre, una persona della squadra pesca questo bigliettino, disegna questa cosa senza che gli altri ovviamente della squadra sappiano cos'è, devono poi indovinarlo e la squadra che lo indovina per primo vince. E l'inclusione sarebbe... Sì, esatto, questo ovviamente è un gioco simbolico che ha appunto il voler dimostrare, il voler anche fare sentire, immedesimare qualcuno in una situazione, quindi che si possono fare le cose anche diversamente, per esempio disegnare con la bocca è altrettanto bello. Fattibile, no? Sì, assolutamente. Come ti stai trovando? ¿Cómo te sentís? ¿Qué está pasando aquí? Estamos haciendo unos juegos en distintas partes del albergue y me estoy pasando muy bien porque estamos haciendo diferentes actividades sin las manos o adaptadas para la gente que no puede hacerlas. Vi stiamo proponendo di fare una conferenza un po' sui generis proponendo di fare una cosa concreta, sperimentando concretamente con dei giochi in diverse stanze di questo ostello accessibile la possibilità di sperimentare la disabilità. E lei si sente molto felice di questo. E questo gioco del disegno? ¿Y este juego del dibujo qué te pareció? Es muy divertido porque no es difícil jugar, o sea, dibujar con la boca. È molto divertente perché è difficile disegnare con la bocca. Come sei arrivata qua con le amiche, queste giornate qua? ¿Por qué llegaste aquí? Llegué con la asociación de Oretania de Ciudad Real y estoy aquí porque me encanta aprender y conocer gente nueva de otros países y no sé. È venuta con l'associazione Oretania che lavora in Spagna, Ciudad Real, per l'inclusione socio-economica delle persone con disabilità e è venuta perché ha voglia di incontrarsi con altri giovani che hanno lo stesso interesse sull'inclusione a livello europeo. Ecco, fai complimenti da giovanissima così a sostegno della disabilità. Entonces te quiere felicitar porque tan joven y tan involucrada con los derechos humanos y sostenible y la accesibilidad y los derechos de personas con disabilità. Muchas gracias. Molto grazie. Perché hai cominciato? ¿Y por qué empezaste a trabajar con Oretania? Porque me gusta ayudar a la gente para que todo el mundo pueda hacer todo lo che quiera hacer y sea todo el mundo más independiente. Perché le piace aiutare la gente e vuole che tutte le persone possano sentirsi indipendenti e riconosciute. Quanti anni hai? ¿Cuántos años tienes? 19. 19 anni. Allora, abbiamo Matilde e Fofi che farà il traduttore. Matilde, sei già venuta in Italia, conoscevi queste zone? Mathilde, tu es déjà venue en Italie? Oui. E dove sei stata? Cosa conosci dell'Italia? Où est-ce que tu as été quand tu es venu ici pour la première fois? Où est-ce que tu as été? J'étais à Rome. Sono stato a Roma. Ecco, queste 2 giornate come si sta trovando? Pour ces 2 jours-là, comment tu t'es retrouvé? Comment tu t'es senti? Un peu stressée, un peu dans les émotions. Sì, dice che è stata un po' stressata. No, cioè stressata, non si sentiva molto... Un po' emozionata. Sì, un po' emozionata di questo. Sì. E con chi sei venuta? Avec qui tu es venu? Avec Nadia, Franck, Emile. Okay. È venuta con l'associazione Enil del Belgio, con Nadia, che è la presidente di quell'associazione.
Bene, allora con i giochi come sta andando? Et avec les yeux, comment ça va? Ça va. C'est un peu dur à parler en anglais et en espagnol. Poi con i giochi ci sta andando bene, solo che lei ha un po' di difficoltà a parlare in inglese e in spagnolo. Abbiamo l'accompagnatrice di Matilde. Invece per te com'è stata? Come sono questi giorni? Tout se passe très bien. Je suis très contente de pouvoir accompagner Mathilde dans ce super voyage et de pouvoir partager tout ça avec beaucoup de gens de plein d'horizons différents. Dice che sta andando molto bene, che è molto contenta di aver accompagnato Mathilde per questo viaggio meraviglioso e di incontrare tutte queste gente che arrivano da diverse parti del mondo. Ecco, com'è il suo rapporto con la disabilità? Quel est ton rapport avec les handicaps? Je suis dans une autre association belge et donc j'ai travaillé pour cette association qui est aussi l'association de Mathilde, Horizon 9. Et c'est pour ça que nous nous sommes rencontrés et que nous avons pu voyager jusqu'ici ensemble. Elle fa parte di un'altra associazione belga dove c'è Mathilde. Quindi lei lavora in quell'associazione poi in cui che si è incontrata con Mathilde e poi hanno fatto questo viaggio insieme. Bene, buon ritorno, grazie, merci. Cristina, presente, ci rincontriamo qua a Santa. Come sono stati questi giorni, meglio questa giornata? Ti abbiamo visto partecipare al gioco con la penna. Con la penna, anzi con il pennarello, ci siamo divertiti molto, abbiamo praticamente fatto un disegno con la bocca, ovviamente con gli occhi chiusi, io non ne avevo bisogno, però senza guardare, e gli altri dovevano indovinare cosa stessimo disegnando. Molto divertente, molto divertente. Io sono riuscita a far indovinare quello che stavo facendo. Ecco, da Chiavari un impegno dell'associazione a livello nazionale. Ma diciamo che io sono passata dal territoriale, poi al regionale e poi adesso sono al nazionale, sì. E mi occupo soprattutto delle persone come noi, come me, ed è molto bello poter fare qualcosa perché tutti quanti ci sentiamo molto uniti, molto vicini e tutti quanti amici. Hai lasciato un'ottima eredità a Chiavari, salutiamo Nicolò Pagliettini. Grandissimo Nicolò, è un ragazzo meraviglioso del quale sono molto molto contenta perché noi che abbiamo qualche annetto in più stiamo lasciando a loro un'eredità importante, ma sappiamo che con loro si potrà continuare molto bene, molto molto bene. Bene, allora Cristina, in bocca al lupo per tutto e il prossimo incontro. Stai bene. Anche tu, grazie. Fai un saluto a Telepace agli amici che ti conoscono. Un saluto a tutti quanti, un grande abbraccio e speriamo di risentirci presto. Ciao, buone cose. Qual è l'esperienza di questa manifestazione a Santa? Allora, oggi abbiamo fatto vari giochi sull'inclusione delle persone migranti con disabilità. In particolare io ho proposto un gioco sui mimi per immedesimarsi nelle persone che non possono parlare o sentire. Ogni gruppo doveva pescare una parola, una situazione riguardante una barriera, uno stereotipo o una buona pratica per includere persone migranti con disabilità e cercare di far indovinare questa situazione alle altre persone delle altre squadre, senza poter parlare, ma solamente attraverso dei gesti, mimando una scena oppure facendo dei semplici suoni. La difficoltà poi è stata ulteriore perché c'erano delle persone non vedenti, quindi abbiamo dovuto spiegare, illustrare tutto quello che avveniva nella scena delle persone che stavano mimando. Ecco, una bella giornata, insomma, anche per voi che avete animato. Sì, una bellissima giornata, ci sono molte associazioni e è una
Giornata un po' nuvolosa, dovevamo essere in piazza, ma qui comunque c'è un ambiente molto familiare, in una palestra, quindi con molti colori, e sì, siamo molto contenti di avere tutte queste persone qui. Quest'oggi tappa a Santa Margherita Ligure. Sì, di fatto con Santa Margherita Ligure ci stiamo lavorando da un po', perché organizzare uno scambio giovanile non è una cosa facile, e io lavoro per rafforzare i gruppi locali e per rafforzare anche il gruppo giovani di AIFO, e il gruppo di Santa Margherita ha deciso di scommettere sui giovani per organizzare uno scambio fra giovani d'Italia, Spagna, Belgio e Francia che sono interessati a lavorare per l'inclusione. Perché sono interessati a lavorare sull'inclusione? Perché se stanno bene le persone che di solito sono discriminate, vuol dire che possiamo stare bene tutti quanti. Quello che AIFO ha imparato a fare nei progetti dei paesi sfruttati, dei paesi poveri, possiamo farlo qua. Con poche risorse possiamo rendere per esempio accessibili le strade, i posti di lavoro, restituire dignità alle persone che vengono discriminate. Si è trovata bene a Santa Margherita? Io adoro Santa Margherita, ci ho passato anni della mia vita, la conosco bene, l'ho scelta anche come, diciamo, città del cuore, soprattutto perché l'accoglienza del gruppo di Santa Margherita Ligure è magnifico, e è veramente importante che un'associazione locale si sposi con la rete delle altre associazioni locali, tant'è che AIFO è stata premiata dalla Consulta delle Associazioni per i progetti, ma continuano a lavorare in rete con le associazioni e anche con le istituzioni, e non è per niente comune che le istituzioni diano questo spazio ai giovani e questo riconoscimento al valore della solidarietà. Mi sembra anche l'idea dei giochi è stata molto simpatica e le persone si sono coinvolte, abbiamo sentito, che ne so, anche persone non solo italiane. Sì, allora l'idea dei giochi nasce proprio, questo progetto è un progetto finanziato dall'Unione Europea, dal progetto Erasmus+, e invito i giovani che ci stanno ascoltando e vedendo a contattare il gruppo di AIFO di Santa Margherita Ligure, proprio perché insieme possiamo realizzare progetti di questo tipo, di educazione non formale. Vuol dire che non c'è un insegnante che spiega com'è la vita, ma sono i ragazzi stessi che si riuniscono e decidono come vivere insieme per una settimana lavorando su un tema specifico. Si può